Giorni cruciali per l'ULSS 13, alle soglie di una radicale riorganizzazione. I dirigenti non si sbottonano, ma l'idea è di accorpare a Noale tutti gli uffici sparsi fra Miranese e Riviera del Brenta. A Noale rimarrà pure la riabilitazione, mentre la lungodegenza andrà a Dolo. Addio movida selvaggia, un limite per le emissioni sonore e controlli nei bar. Sono queste le misure prese dal comune di San Stino di Livenza per garantire il rispetto della quiete pubblica notturna. Nei fine settimana, puntualmente, centinaia di giovani si riversano nei locali di San Stino. L'8 febbraio a Treviso, come in tutta Italia, si svolgerà la 14ª giornata di raccolta del farmaco. Nelle 3.400 farmacie aderenti si potranno acquistare farmaci di automedicazione per donarli a chi non se li può permettere. Sono 600.000 persone in tutta Italia. Archiviato il referendum per la fusione di San Polo di Piave e Ormelle, i riflettori si accendono ora su Villorba e Povegliano, che andranno alle urne domenica 9 marzo con circa 15.000 elettori. Dovranno dire sì o no al nuovo comune unico chiamato Terralta Veneta. Basta piani interrati sul territorio comunale, lo chiedono con una petizione al sindaco 73 cittadini di Monselice. È in realtà la richiesta di uno sviluppo edilizio più rispettoso, che non crei danni strutturali ai vicini edifici, come di frequente succede con le infiltrazioni. Centro storico vietato ai veicoli a motore nei giorni festivi. Piove di sacco, conferma le domeniche ecologiche per il prossimo biennio. Lo scopo è di ridurre l'inquinamento atmosferico dato dal forte concentramento di polveri sottili d'inverno e di ozono d'estate.